presidente uscente, Francesco Frattolini. Ecco, allora ci troviamo qui una tavolata con parecchia gente a fare cosa, signor Frattolini? Noi siamo il movimento Provincia Pordenone-Portogruaro, sorto nel 1990 per la problematica di trasportare il mandamento di Portogruaro e aggregarlo alla provincia di Pordenone nella regione Friuli Venezia Giulia, perché tante cose lo dimostravano allora e ancora maggior cose lo dimostrano oggi. Io ero presente a Cinto qualche giorno fa, qualche settimana fa, dove ho sentito un po' di gente scontenta. Quali erano le lamentele? Probabilmente penso si riferissero alle nuove reti televisive del digitale terrestre. No, lì si parlava di passaggio al Friuli, dove era anche tirato in ballo Stival. La politica sta venendovi incontro o vi sta ostacolando o dandovi fumo negli occhi? Facciamo parlare il presidente onorario Roberto Strumendo in fondo. Ci avviciniamo subito e diamo la palla allora o la patata bollente. Insomma. Diciamo che sono stati fatti molti passaggi in questi anni per far capire cosa voleva e cosa vuole il territorio e le popolazioni dei vari comuni. Il problema è che la politica come facciata si è espressa a favore, poi in realtà dal punto di vista pratico non ha fatto nulla. Lo dimostra il percorso, il passaggio su Cinto a Comaggiore, che dopo un plebiscito di sì che sancivano le aspettative di un passaggio al Friuli Venezia Giulia, a tutt'oggi la regione non si è espressa e quindi la politica non ha fatto la sua parte per dare risposte ai cittadini cintesi. La riunione di Cinto andava proprio in questa direzione, sollevare questa problematica facendo sì che la politica ascoltasse, recepisse e facesse qualcosa. Ahimè, possiamo dire che il degrado della politica in questi anni lasciano trasparire una preoccupazione da parte dei cittadini, che le loro aspettative, i loro punti di appoggio che avevano sul territorio sono stati vani perché non trovano risposte. Noi ci auguriamo che ci sia un'area diversa che venga avanti e che si rispetti di più i cittadini e che la Regione prenda atto e dia il proprio parere. Positivo o negativo, noi ci auguriamo che sia positivo perché poi la cosa va al Ministero per i passaggi d'obbligo per sancire il passaggio. Come in altre realtà italiane ciò poi si è concretizzato, non si capisce perché da noi questo rispetto della popolazione venga meno. Sì, l'altro giorno a Cinto si parlava e qualcuno aveva proposto di fare qualche azione eclatante e stasera state decidendo magari qualche azione dimostrativa. Luca Falconer di Cinto. Ma stiamo sicuramente pianificando delle strategie, adesso dobbiamo adottare una nuova organizzazione, una nuova struttura del movimento proprio per riuscire a mettere in atto attività sicuramente più efficaci di quelle che finora sono state adottate, visto che era stata scelta una via più sommessa e sommersa, appunto contattando direttamente i rappresentanti del territorio. Questi tipi di azioni sicuramente sono rivolti ai nostri referenti, da Stival, ma poi sicuramente anche ai rappresentanti, i nostri dirigenti del mandamento, Bertoncello, il sindaco di Cinto, il sindaco di Pramaggiore, l'assessore Gasparotto. Queste iniziative devono essere rivolte direttamente all'attenzione di questi politici. I politici sappiamo sono vanitosi e quindi sicuramente troveranno sicuramente interessante il fatto che ci occuperemo direttamente di loro, del loro territorio in cui tendono. Stavo per fare giusto una domanda che si allaccia con il nuovo entrato, perché stavo chiedendo che rapporto c'è con Telio Veneto, che è un altro paese che sta lavorando per il passaggio al Friuli. Abbiamo qui il vice sindaco di... appunto, l'ho visto perché era presente anche lui a Cinto qualche tempo fa su quell'incontro che stavo parlando prima, perché mentre di voi vedo, ascolto, leggo ogni tanto qualcosa,
Taglio Veneto un po' meno, ho visto 1 o 2 passaggi per Telepordenone. Avete un qualcosa in progetto per questo famoso passaggio al Friuli? C'è qualcosa di concreto? Di concreto c'è ben poco, purtroppo, nel senso che far parte dei comitati pro Friuli del movimento vuol dire lavorare solo per quella. Entrare in un'amministrazione vuol dire doversi occupare di tante altre cose. Per il sottoscritto la tematica è la principale, però lavorando insieme con tutti gli altri devo occuparmi anche di altre questioni. Concretamente le uniche piccole cose che sono state fatte riguardano i rapporti fra i 2 consorzi di bonifica, quello nostro che non è più solo di Portogruaro ma è anche con Sangonà e il consorzio Cellina Meduna, e qualche rapporto, diciamo, un po' si è aperta qualche porta nei rapporti semplicemente con l'amministrazione vicina, il comune di Cordovado, che però già fare una riunione fra le 2 giunte e pensare a progetti insieme è già Scusi se la interrompo, ma un miracolo, perché ci sono 2 giurisdizioni. Ad esempio avevamo provato a verificare se era possibile effettuare il servizio della vigilanza urbana a cavallo del confine regionale. Abbiamo chiesto i pareri a Regione Veneto e Regione Friuli e diciamo che non c'è nessuna opposizione, non esiste una legge che lo vieta, però entrano in campo. Quello che stavo per chiederle, essere anche un amministratore pubblico, essere vice sindaco, aiuta o complica all'interno del comitato per raggiungere gli obiettivi? Perché poi si va a scontrare con interessi magari politici che non sempre sono gli stessi. Domanda un po' forse scomoda. No, non è questione di domanda scomoda, la questione è, ripeto, purtroppo sono 2 cose diverse, l'amministrazione e il comitato. Se quello che è stato fatto in passato, io facevo, diciamo, come sono entrato in amministrazione ho dovuto dimettermi dal comitato per motivi di tempo, perché il tempo che uno ha nella giornata è quella e quindi l'impegno di fare il vice sindaco a Taglio Veneto non ti permette di non lavorare, quindi devi anche lavorare, hai la famiglia, quindi io non ho più fatto attività all'interno del comitato. Ricordo che quando facevo parte del comitato, diciamo che era il comitato a sollecitare gli amministratori e quindi a soffiare continuamente sul collo del sindaco, del vice sindaco, dei consiglieri di maggioranza o di minoranza bene o male vicini e quindi tutto quello che è stato fatto non è stato fatto dalle amministrazioni ma è stato fatto solo ed esclusivamente dai comitati, anche a Taglio Veneto. Quindi anche adesso è chiaro che se ci sono richieste da parte dei cittadini relative ad alcune tematiche specifiche, l'amministrazione cerca di portarle avanti. Una semplice, noi andiamo sempre incontro al cambiamento delle leggi, è stato cambiato il codice della strada, quindi col cambiamento del codice della strada, l'ultimo cambiamento del 2009, no, chiedo scusa, 2010, prevede ad esempio che gli ultraottantenni debbano avere l'idoneità alla guida, per avere l'idoneità alla guida devono fare la visita medica presso la commissione provinciale. Commissione provinciale per la provincia di Venezia ha sede a Mestre, quindi noi abbiamo l'associazione anziani, grazie anche alla signora Marisa Donato, di cui ne fa parte, che ha fatto una richiesta all'amministrazione comunale di interessarsi affinché questo servizio possa venire a Portogruaro. Attualmente viene svolto solo a Mestre. Sì, questo lo avete portato anche in TV, l'ho visto questo passaggio perché ho visto anche il signor Venturin a Telepordenone a parlare di questo, però per fare l'avvocato del diavolo, voi volete passare al Friuli solo per una questione pratica, materiale, nel senso servizi vicini, ma non per cultura, per affinità culturali? Stava all'inizio questo. Cioè noi siamo partiti da questo fatto, dal fatto che il portoguarese apparteneva al Friuli, che il distacco è venuto solo nel 1818, che facciamo ancora parte della diocesi di Concordia, che ora si chiama Concordia Pordenone. Ecco, io rappresento l'ala pordenonese del movimento. Gianni Strasiotto, sono Gianni Strasiotto, vicepresidente del movimento, e voglio con un certo orgoglio dire che sin dall'inizio, 20 anni fa,
i parlamentari e la politica friulana hanno in qualche maniera aiutato, stimolato e anzi sono anche espressi con proposte di legge al fine che ci fosse il ritorno. Per noi non si parla di passaggio, si parla semplicemente di ritorno al Friuli. E volevo anche ricordare che sia l'amministrazione comunale di Pordenone sia l'amministrazione provinciale, per quanto poco, ma ci hanno finanziato per quanto riguarda la cultura di questo territorio, per far emergere che questo territorio appunto appartiene assolutamente alla cultura friulana, e tutte le acrobazie che vengono fatte da storici o pseudo tali per dimostrare che non è vero cascano subito, immediatamente, perché noi abbiamo secoli di documentazioni dalla nostra parte. Quindi è stata la prima fase per far ricordare alla nostra gente che questo è Friuli. Poi abbiamo anche come movimento fatto una piccola pubblicazione con l'amico Venturin qualche anno fa, nel quale dimostravamo che una fetta di questo territorio parla il friulano, parla un friulano che non è originale come lo parlano nel Sanvitese con sfumature diverse. E per concludere direi che la parte che è più vicino al tagliamento parla friulano in tutta la provincia di Pordenone, e la parte che è più vicino a Livenza parla veneto, questo da Sacile a Pasiano, Porcia, eccetera. Quindi qui siamo in Friuli a tutti gli effetti, e basta che la legge vada a sistemare questa parte. Poi un altro discorso, si parla sempre dei referendum, ma le amministrazioni comunali potrebbero anche far proprio il passaggio al Friuli promuovendo loro stesse, non occorre che ci sia il referendum come fase iniziale. Allora, in conclusione di questo breve filmato, possiamo dire che voi questa sera siete qua per continuare la vostra battaglia, chiamiamola così, cioè non vi arrendete di fronte ai risultati che non sono arrivati come vi attendavate o come qualcuno magari politicamente vi aveva promesso, voi continuate imperterriti a proseguire nel vostro intento, insomma. Possiamo chiudere così? I risultati non sono ancora arrivati. Ma arriveranno. Grazie.